Io sono Gesù di Giosuè Calacciura, edito da Sellerio, è stato il vincitore della 31esima edizione del premio Racalmare Città di Grotte, che ha avuto la meglio tra gli altri due finalisti, Stefania Auci con L'Inverno dei Leoni, la saga dei Florio, e Andrea Apollonio con I Pascoli di Carta. Un premio che porta il nome di Leonardo Sciascia, che è un punto di riferimento per tutti quelli che scrivono, in particolare per chi scrive dalla Sicilia e sulla Sicilia. E poi perché è un premio della mia terra e mi sono molto contento di esserci. Ma cosa si ispira il libro? Il libro è una vita di Gesù in prima persona, che abbraccia soprattutto il periodo dell'adolescenza di Gesù, in quei 17 anni che i Vangeli non hanno coperto, quindi ho trovato una finestra, è molto territorio libero dove immaginare, inventare e costruire una figura di Gesù molto umana. L'evento si è svolto presso il Tempio Valdese, il risultato partecipato, diversi momenti della serata che ha visto anche il saluto del sindaco Alfonso Provvidenza e dell'assessore alla cultura Alessandra Marsala. Questa è la 31esima edizione del premio, finalmente torniamo, purtroppo come è noto l'anno scorso a causa del Covid l'edizione è stata appunto rinviata a quest'anno e quindi siamo particolarmente felici, soddisfatti di ritornare. Il premio Racalmare ha sempre caratterizzato il nostro paese, il nostro territorio, tutti sappiamo che Leonardo Sciascia ha voluto fortemente realizzare questo premio e l'ha voluto realizzare a Grotte. Abbiamo avuto la fortuna nei primi anni di esistenza del premio di avere contemporaneamente a Grotte Sciascia, Gesualdo Bufalino, Consolo, più tardi Camilleri, e questo la dice lunga sulla qualità e sulla profondità culturale di questo evento. Quest'anno abbiamo una terna particolarmente importante, Auci, Apollonio e Calacciura, quindi mi auguro, sono certo che questi tre testi verranno accolti dalla nostra giuria con grande attenzione e sicuramente il vincitore sarà quello che meriterà di più. Per il resto è un'importante vetrina per il nostro paese, quindi io spero che il premio Racalmare già lo è nazionale e internazionale, ma lo possa essere ancora di più proprio grazie alla qualità che ogni anno qualifica questa nostra iniziativa. Tra l'altro non è l'unica, ne fate tante nel corso dell'anno. Sì, le manifestazioni culturali sono state sempre presenti al nostro paese, abbiamo dei premi importanti, il premio Martoglio per esempio, ma tra l'altro voglio ricordare che il premio Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte, ci tengo a dire quella che è la denominazione completa del premio. Quest'anno grazie al contributo dell'assessore Marsala che ha curato tutti gli aspetti del premio, ha previsto la realizzazione di tantissime iniziative collaterali, manifestazioni di vario tipo che già dall'estate sono state portate avanti, per cui un ricco programma che finalmente questa sera avrà una degna e importante conclusione. Il premio Racalmare è un momento fondamentale per la comunità, è un presidio, noi lo definiamo un presidio culturale come fosse un presidio medico. È fondamentale perché ci garantisce durante l'anno di sviluppare tutta una serie di progettualità rivolte alla cultura, alla narrazione ad alta voce, alla lettura ad alta voce, che diventano un momento particolarmente ricco e importante per il nostro Paese. Poi da anni il premio si distingue per l'importanza degli ospiti, dei premiati, dei vincitori, dei finalisti, per cui diventa veramente un motivo d'orgoglio per il nostro Paese, per non parlare dei presidenti che si sono seduti durante gli anni, quindi Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, la moglie di Sciascia e Gaetano Savatteri fino a quest'anno con il professore Salvatore Ferlita. Magari si pensa già alla prossima edizione? Assolutamente sì, da lunedì cominceremo già a essere operativi per la prossima edizione. Intanto ci aspetta il premio Racalmare Scuola, che è la versione per i ragazzi che funziona alla stregua del premio per adulti, per cui i ragazzi sono i selezionatori dei titoli e poi sceglieranno il vincitore, quindi parallelamente si svolgerà il premio per la scuola e successivamente ritorneremo alla ribalta con il premio Racalmare della città di Grotte.
Un premio alla carriera è andato a Roberto Andò, la giuria è stata presieduta dal professore Salvatore Ferlita, momenti di spettacolo sono stati quelli fatti dalla musica della brava Ginevra Grilli che ha suonato l'arpa e di Vincenzo Perrotta con le sue letture, ha presentato l'evento la giornalista Elvira Terranova, il premio quest'anno ha avuto anche il patrocinio gratuito del Ministero dei Beni Culturali. Ma guardi, a me mi commuove molto perché io ero molto legato a Leonardo Sciascia e quindi insomma, ricevere un premio nel suo nome mi fa un particolare piacere. Mi piacciono i premi piccoli, cioè che vengono fuori dalle piccole realtà serie che esprimono cultura, e quindi lo accolgo con grande piacere. Il messaggio di Sciascia è sempre attualissimo, vediamo che tutti ne parlano quotidianamente. Guardi, diciamo della generazione degli scrittori importanti che hanno lasciato un segno nella letteratura italiana, Sciascia è quello che in qualche modo si legge di più, perché molti altri grandi scrittori rimangono comunque grandi scrittori, ma non hanno più quei lettori che avevano un tempo. Leonardo, forse perché è legato proprio all'identità italiana più importante, continua a essere molto seguito, molto letto. Credo che essere qui sia un grandissimo onore, un grande privilegio, perché il premio Racalmare è l'unico premio legato a stretto filo al nome imponente di Leonardo Sciascia, per ragioni storiche e non solo. Quindi essere qui, essere tra i finalisti di questo premio è un privilegio quasi inspiegabile. Il libro di cosa tratta? È un giallo siciliano che sicuramente guarda all'opera di Leonardo Sciascia, che si colloca però dentro e lo tratteggia un fenomeno criminale poco conosciuto, che è il fenomeno della mafia dei pascoli. Da qui poi il titolo, che è una semplificazione del fenomeno. Perché è sempre complicato selezionare, quindi sacrificare titoli, nomi, insomma, esperienze letterarie. Però poi diciamo, la solitudine del Presidente viene esorcizzata dal confronto con la giuria tecnica, per cui quando io ho proposto la rosa di titoli diciamo, si è creata una consonanza immediata, per cui poi è stato quasi fisiologico individuare questa terna, che è una terna particolare perché sono tre scrittori veramente diversissimi tra di loro, quindi questa è anche la forza di questa edizione, no? Una scrittrice che ha raccontato la storia dei Florio, trasformando la storia di una delle grandi famiglie dell'economia della storia siciliana in una vera e propria epopea. Poi c'è un giallo atipico che racconta la mafia dei pascoli, che è una cosa che non aveva trovato finora declinazione letteraria, e poi il racconto umano, troppo umano, della vita di Gesù, no? Fatta da Giosuè Calacciura. Quindi alla fine questa terna dà una luce particolare a un'edizione del premio che vede pure come premiato speciale Roberto Andò, questo grande regista, scrittore, intellettuale siciliano. Dopo 2 anni di stop alle iniziative culturali, tra cui il prestigioso premio Racalmare, stasera finalmente si riparte con la premiazione conclusiva. Quest'anno abbiamo anche ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura proprio per affrancare ancora di più questo premio a livello nazionale. Io ho messo tutto il mio impegno affinché appunto il Ministro Franceschini ci desse questo importante riconoscimento. Palazzo Grotte, insomma, città a cui Sciascia fa sempre riferimento. Sì, Leonardo Sciascia fu appunto uno dei fondatori del premio, l'ha voluto fortemente e ancora oggi teniamo vivo il suo ricordo, sperando appunto di innovarlo e portarlo sempre avanti per le future generazioni. Oggi ripartiamo con il premio Racalmare. Come ben sapete, un fiore all'occhiello per la nostra comunità, e nella qualità di Presidente del Consiglio, l'intero Consiglio Comunale è orgogliosa che ogni anno Grotte porti avanti i suoi vessilli culturali. Il premio Racalmare, oramai fondato ovviamente da Leonardo Sciascia, diciamo, appartiene alla cultura letteraria del nostro comune.